Mister Mauro Zironelli, una prestazione anche sfortunata con l'autorete di Fornari, si chiude con una sconfitta. Come analizzare questa gara? Non abbiamo fatto male nel primo tempo, siamo stati troppo frettolosi in qualche scelta perché quando abbiamo avuto qualche contropiede due o tre volte l'abbiamo giocata male, ma avevamo molto più tempo per decidere cosa fare anche nei tiri che abbiamo fatto con Camarà, con Menato, bastava essere un attimino più prudenti, cioè più prudenti, valutare bene la situazione perché avevano 5-6 metri da fare in più, potevano scegliere con calma, mi è sembrato dalla panchina, però sai, devo guardare bene, poi non abbiamo ovviamente rischiato niente, nel primo tempo abbiamo detto proviamoci perché stiamo facendo bene, nel secondo tempo siamo entrati e hanno battuto un paio di calci d'angoli e sul terzo siamo buttata dentro noi perché Forno mi ha detto che l'ha toccata lui per ultimo, però d'altra parte può capitare, avevamo tutto un bel 25 minuti per recuperare, però lì non abbiamo fatto bene, non abbiamo fatto bene, loro si sono chiusi bene, noi dobbiamo fare di più, dobbiamo fare di più perché così mi aspetto di più, non lo stiamo facendo e lo facciamo a sprazzi, nel momento in cui c'era da trovare quel qualcosa in più, quel guizzo in più, non riusciamo come è successo anche nell'altra trasferta di 15 giorni fa a Brusaporto. Nel momento in cui c'è da fare una giocata, un guizzo, non ci riusciamo. Ti preoccupa questa sterilità offensiva? Sì, sì, perché a novembre mi preoccupa. Non è che posso. Adesso ho provato anche a alzare Benomio, proveremo a- a giocare con quello che abbiamo, perché non mi aspetto di più davanti, mi aspetto di più e ce lo aspettiamo tutti e è inutile che ci giriamo intorno. Dovrò fare qualche modifica anch'io, però eh, vedo che quando c'è da mettere una palla su noi facciamo una gran fatica come difensori a contenere gli altri, eccetera, e non è la stessa cosa contro gli avversari da parte nostra. Quindi da questo lato qua dobbiamo essere molto più cattivi, molto più battaglieri. E questo atteggiamento non mi piace, non mi piace perché ci sta di non poter tenere su palloni, ma voglio che ci sia la gente che lotta di più di quello che sta facendo.